La festa d'autunno nel centro storico di Jesolo sabato 18 e domenica 19 ottobre chiude l'estate della località balneare veneziana con tanti appuntamenti da non perdere, tra cui Millumino di spezie, Marco Polo 1 milione di spezie, l'iniziativa targata Veneto a tavola in collaborazione col comune dove si potrà esplorare l'uso delle spezie nella gastronomia, nella liquoristica e nella pittura. Tante le novità della Kermesse di quest'anno, a partire dal coinvolgimento di 25 esercizi legati al food and beverage che prepareranno un piatto, una ricetta, un cocktail, ognuno adottando una spezie da far degustare al pubblico. Si parte con la mostra Spezie dal mondo, una delle più grandi d'Italia, con quasi 300 tipi di aromi rari e pregiati. Le visite guidate con percorso olfattivo consentiranno ai visitatori di vivere in prima persona un'esperienza a 360 gradi. Infine, ad infiammare la piazza, ci sarà la gara ormai famosa dei mangiatori di peperoncino, dove ancora una volta il pubblico può interagire e cimentarsi gareggiando con campioni di fama europei, e per gli amanti del piccante e del cioccolato, lo Shokung dedicato al cioccolato con l'assaggio della bevanda segreta di Montezuma.